In Sardegna un po' ovunque crescono gli asfodeli, ma sui monti della Barbagia, che è la parte centrale dell'isola, la loro bianca fioritura è così ricca e intensa da dar quasi l'illusione di una insolita nevicata primaverile. In questa stagione lo stelo della pianta raggiunge il suo massimo sviluppo e insieme quella consistenza e flessibilità che lo rendono adatto all'uso. Gli antichi lo chiamavano il fiore della morte e ne immaginavano rivestiti i prati dell'estrema Thule, il paese d'oltretomba. L'asfodelo fiorisce in primavera, in maggio viene colto e diventa un elemento essenziale della vita e del lavoro delle donne. La corteccia di questa pianta dal grande fiore pallido offre infatti una materia preziosa all'abilità delle loro mani, che la intrecceranno in cestini di 1000 forme, adatti a tutte le esigenze della casa. Questa è un'economia povera, autosufficiente, costretta a trovare nei suoi limitati orizzonti le materie prime per tutte le necessità dell'esistenza. Non vedo mai ora, ma unire a te è bello quando ad esse, ma dato una signora, bello quando ad esse, ma unire a te non vedo mai ora. Sono paesini di montagna dove ancora sopravvivono le abitudini e le occupazioni della società pastorale. Ollollai è un tipico centro della Barbagia, dove il ritmo dell'esistenza sembra ancora quello naturale delle stagioni. Isolato e montano, Ollollai è ancora uno dei pochi paesi della Sardegna in cui si mantiene l'uso quotidiano del costume. Ed è ormai il solo fra i centri della Barbagia dove l'artigianato delle corbule, lavorate con l'asfodelo, continua a esistere, conservando inoltre pressoché inalterate le sue caratteristiche originarie. Del fiore si lavora lo stelo, che è rivestito di una pellicola sottile ma resistentissima di un caldo colore verde brunito, cui il primo processo di rasciugamento conferisce una pura tinta dorata. Quindi l'asfodelo viene spaccato in 2 liste sottili. La E di nuovo il sole, questo patrono delle civiltà mediterranee, interviene nel processo di lavoro, togliendo ogni residua umidità allo stelo e irrobustendo la nativa elasticità della corteccia, che ne farà una materia flessibile e obbediente sotto la mano precisa dell'artigiana. In realtà, più che artigianato, dove c'è sempre un attimo di commozione, di gusto, questo è un lavoro vero e proprio. Esso infatti ha un peso piccolo ma preciso nel bilancio familiare ed è ancora un obbligatorio passatempo
senza il quale la giornata della donna nel paesino sardo sarebbe giudicata vuota e sprecata. Compiuta la separazione della corteccia dal resto dello stelo, comincia il lavoro di tessitura. Le donne avvolgono strettamente la spodelo intorno ad un'anima e ne ricavano una treccia continua che collegano in una serie ordinata e fittissima di giri, modellandola in forme di istintiva e originaria purezza, secondo schemi che si ripetono e si tramandano di madre in figlia, di generazione in generazione. Gli aspodeli raccolti vengono utilizzati integralmente. Raggiunto un buon grado di essiccazione, la corteccia è stata separata dalla parte interna. Ora, utilizzando l'una e l'altra, si procede alla confezione vera e propria. La corteccia, più flessibile, viene passata e ripassata come un nastro attorno alla parte più resistente della spodelo, e così, progredendo lungo questa spirale, nasce la forma della corbola. L'artigianato delle corbole, come del resto la maggior parte dell'attività artigianale e isolana, viene esercitata dalle donne, che sono solite riunirsi in gruppo e lavorare all'aperto. Non c'è praticamente donna del paese che non vi partecipi. Nascono così le ceste per il grano, nascono i cestini e le corbule panciute, nascono i recipienti e gli oggetti per le 1000 attività della vita domestica. Si vedono quasi soltanto donne in questo paese. L'attività economica principale è infatti qui la pastorizia e gli uomini sono costretti a trascorrere gran parte dell'anno lontani dal paese per seguire le greggi nei pascoli di pianura. Ad Ollollai la lavorazione delle corbole si presenta quindi come qualcosa di più e di diverso che una semplice attività economica per diventare un comportamento tradizionale, un fatto di costume. Si può quasi dire che l'intera popolazione femminile del paese inganni in questo modo il tempo della lunga attesa. Il ritmo della produzione dà vita anche ad un piccolo commercio, alimentato dalla richiesta dei paesi vicini che non lavorano la spodelo. Sono umili, vecchi mercanti che pensano a questa industria dei poveri con i mezzi semplici dell'economia primitiva.